Gentili spettatori, benvenuti al To Live per il big match della sesta giornata di C1. Si comincia! Pallone in mezzo, Cerchiari, attenzione al gol! L'1-0 della Capitolina, arriva al 7° minuto, grandissima invenzione di Rubei. Ancora lui, Rubei, va via Maurizio Grassi, il tiro! Patrizio Paradiso mette in calcio d'angolo. Arriva il fischio dell'arbitro, parte Angelini, è uno schema per Rubei, tiro al gol! 2-0, eterno Rubei, sempre lui, ancora lui! Contropiede, 2 contro 1. Attenzione, pallone a cercare Lauri, poi Becchi, salva Patrizio Paradiso. Espulso Andrea Di Mito, l'allenatore del Lido di Ostia è stato allontanato. Pallone per Petrucci, fa tutto da solo Petrucci, poi Rubei, 3-0 al 17°, doppietta di Andrea Rubei e la Capitolina vola sul 3-0. De Santis sulla destra, pallone in mezzo, Mazzuca, poi Mariani, la riapre lui al 22°, il bomber accorcia le distanze. Pallone per Emanuele Fratini, Alfonso a tu per tu con Mazzuca, il numero 7, prova il dribbling, attenzione il tiro, Lauri, salvataggio miracoloso, che occasione per Alfonso. Ancora 0 il Lido di Ostia, attenzione per Petrucci, la conclusione, il gol del 4-1. Petrucci, 10° gol nelle ultime 4 partite, la Capitolina cala il poker. Allora nuovamente il Lido di Ostia con Ruzier, servito Grassi, il pallone, tira il gol! 4-2, Grassi riapre nuovamente l'incontro. Fa suo il big match della sesta giornata di C1. Noi eravamo un po' curiosi perché veniamo da una serie di vittorie importanti, soprattutto nei risultati, quindi dando segnale anche di una squadra compatta, perché levando che poi magari gli avversari sono incappati in una giornata negativa, quando si vince con 10-0, 9-0, 5-1 in 3 partite subendo un solo gol, secondo me è un segnale di stare bene, insomma, che era un momento dove sentivamo di stare bene. Eravamo curiosi anche noi perché oggettivamente, insomma, ci sono squadre che sulla carta hanno delle rose e dei roster, insomma, importanti. Una era proprio il Lido di Ostia e devo dire che l'esame l'abbiamo superato in pieno perché credo il risultato sia ampiamente meritato, anzi forse sul 3-0, se devo trovare, diciamo, un difetto a questa gara, potevamo secondo me chiuderla con un pochino più di cattiveria. Siamo una squadra, levando il sottoscritto, con un altro paio di elementi, molto giovane e quindi deve crescere sotto questi aspetti. Ci siamo compattati, ognuno ha fatto quello che doveva fare e adesso secondo me stiamo veramente remando tutti nella stessa direzione. Gli scontri ci stanno nella vita, l'importante è saper reagire bene agli scontri in maniera positiva.